La scena sembra presa da un documentario sul grande nord del continente americano, oppure dalle pendici di qualche catena montuosa dell'est europeo. Invece questa incredibile testimonianza che mostra un gruppo di lupi che camminano tranquillamente sulla neve arriva dall'altopiano di Asiago. Il branco, perché è chiaro a tutti che di un branco si tratta, è stato visto e filmato dal rifugio Valmaron nell'omonima località. Una zona decisamente frequentata sia d'estate che d'inverno, a due passi da Enego e dalla Marcesina. Eppure i lupi ci sono e sembra non dargli alcun fastidio la presenza di chi sta facendo il filmato e quella di qualche cane che abbaia disturbato dall'irruzione della natura più selvatica fra strade, rifugi e aree dedicate allo sport. Rete Veneta aveva appena lanciato l'allarme sul rischio di spopolamento delle malghe nella stagione estiva a causa della presenza di predatori e questo nuovo sensazionale documento sembra arrivare come una conferma e un monito. I lupi ci sono ormai stanziali e le istituzioni devono decidere una volta per tutte se vederli come una minaccia o una risorsa. L'importante è che non si faccia finta di non vederli. Ma in questo caso ci penseranno i nostri telespettatori e la nostra emittente a ricordare a chi di dovere che il lupo c'è e sta bussando alla porta delle case dell'altopiano.